Ci sono personaggi che noi conosciamo da molto lontano, ma se ci avviciniamo alle loro origini, visto che ci facciamo delle idee altrettanto lontane, scopriamo che non sono molto diverse da noi. Hanno semplicemente viaggiato tanto, ma non hanno mai dimenticato le loro origini. Ennio Doris è uno di questi. Ennio Doris, 77 anni, di Tombolo, provincia di Padova, sposato, 2 figli, 7 nipoti, nato povero, oggi uno degli uomini più ricchi d'Italia. Nell'82 fonda il gruppo Mediolanum, di cui è presidente e principale azionista, e che in un mondo bancario in piena crisi è una delle istituzioni innovative più importanti del paese. Oggi è all'alba di una nuova rivoluzione, quella dei PIR, dei piani individuali di risparmio, con i quali vuole finanziare l'andata in borsa delle piccole e medie imprese. Ne parleremo naturalmente, ma intanto è stato il primo banchiere al mondo a fare il testimonial della sua banca. Prima lui, adesso suo figlio. Lascia. I tempi corrono. Corrono. No, lascia. I tempi corrono. Credo che Ennio Doris lo conoscano tutti e quindi non abbia bisogno di presentazioni, per cui vorrei parlarne da un'altra angolatura. Questa mattina mi sono riletta la sua autobiografia scritta in prima persona, e quello che mi ha colpito è l'atmosfera che si respira leggendo queste pagine, cioè di una vicenda quasi magica, di un ragazzo di campagna che approfitta dei momenti di difficoltà per risollevarsi con un ottimismo che, diciamo, è molto atipico nel mondo della finanza, che tende ad essere un po' cinico, e che come per magia, come in un libro dell'Allende, vede realizzarsi i suoi sogni, rimanendo però una persona ancorata alle sue origini, cioè una persona che non si è mai rifiutata di rispondere a nessuno dei cronisti in erba dei tempi, e nemmeno cioè ai suoi esordi nel mondo del risparmio e dei fondi comuni, e che non si è mai rifiutato di rispondere con semplicità anche negli ultimi anni, quando ormai era a capo di un impero, come diceva lui, una banca che aveva costruito intorno ai suoi clienti non numeri ma persone. Ricordo mia madre che quando andavo a scuola a Treviso mi alzavo prima delle 6 al mattino, lei alle 5 era già giù, accendevo il fuoco, preparava la cucina calda, mi mettevo i vestiti davanti al fuoco perché io venivo dalla camera col ghiaccio per riscaldarmi un po', mi metteva la bicicletta in strada nella direzione della stazione, quando ci salivo mi dava una spinta. In casa mia, sia che si facessero i compiti di scuola, sia che si andasse in stalla, era importante fare bene le cose, non c'era una possibilità diversa. Altrettanto determinante per Ennio è la figura del padre, un uomo forte, saggio e soprattutto positivo. Mi ha insegnato a vivere il presente anche nei momenti difficili, con fiducia, con ottimismo, perché poi ci sarebbe stato anche il domani. E la malattia che ha generato la mia fortuna è la dimostrazione che essere ottimisti funziona sempre, vale la pena di esserlo. Ennio Doris è cresciuto con pane e ottimismo, neanche tanto il pane, perché la famiglia non era una famiglia ricchissima, doveva fare sacrifici e lui i sacrifici li ha fatti nel suo percorso. Li conosciamo bene i veneti, è gente che quando si catapulta in un'attività lo fa con una grande capacità e lo fa con uno spirito di cooperazione che noi abbiamo potuto sperimentare con le comunità venete trapiantate in Sardegna.
Ennio Doris non si dedica all'agricoltura, come nel caso che noi conosciamo, nell'allevamento, ma si dedica ad un altro settore, quello della finanza, ma con l'obiettivo comunque di stare vicino alla società per aiutare coloro che hanno bisogno di essere sostenuti, soprattutto nei momenti difficili. Ennio Doris si diploma in ragioneria, ma nonostante gli ottimi voti decide di rinunciare alla carriera universitaria poiché sente l'esigenza di dover contribuire concretamente ai bisogni della famiglia. Lavora in banca per 8 anni e in seguito diventa direttore generale di una piccola azienda metalmeccanica. Un giorno, salendo sulla macchina del suo capo, una Citroën Pallas, quasi si trattasse di un personaggio di Joyce, Ennio Doris viene colpito da un'improvvisa folgorazione. E lui era seduto al volante, su quel sedile là, e io mi sono seduto dietro di lui. E nel frattempo lui aveva messo in moto la macchina, sospensioni idrauliche, e in silenzio si era avviata. E allora ho pensato, che bella macchina, è la macchina che vorrei avere anch'io, sta guidando la mia macchina, e poi ho pensato, sta guidando la mia vita. Voglio andare al volante della mia vita. E questo l'ho associato con l'attività imprenditoriale. Ennio Doris decide che deve assolutamente essere l'artefice unico del suo futuro. L'opportunità non tarda ad arrivare. Un suo ex compagno di studi gli propone di intraprendere l'attività di consulente finanziario, un'attività a provvigione. È scattato il meccanismo. Fondi comuni, settore finanziario, un po' di esperienza di banca ce l'avevo, non occorrevano investimenti e mi sono buttato con un entusiasmo enorme in questa attività che era l'occasione della mia vita. Quando nasce Mediolanum, lei era sicuro che avrebbe avuto successo oppure è stato un azzardo di un pazzo? No, ero assolutamente convinto del successo. Quando l'ho presentata al mio partner, il dottor Berlusconi, gli ho detto: noi dobbiamo fare un'azienda che sia il punto di riferimento della famiglia italiana per il risparmio e le imprese. Ecco, ma io glielo chiedo appunto, che lei ha citato Berlusconi. Berlusconi mi ha raccontato che quando l'ha presentato a sua moglie Veronica ha detto: ecco, ti presento uno che è più pazzo di me. È vero? È proprio vero. Ma com'è andata a Portofino nel vostro incontro? L'ha incontrato per caso? Lo inseguiva? È stato casuale, anche se io però avevo letto la sua intervista a Capital, lui era in copertina, e nell'intervista diceva al giornalista che gli chiedeva: se uno vuole fare l'imprenditore, che suggerimento che cosa gli deve dà? fare? E lui disse che venga da me, perché se va da Agnelli o De Benedetti non lo ricevono. Io lo ricevo se l'idea è buona e giusta. Io la realizziamo quindi l'hai insieme. seguito e l'ha trovato sulla banchina di Portofino? Ci siamo incrociati alle 6 del pomeriggio di un giovedì, un caso veramente incredibile. Beh, e com'è andata? Subito ok? Quanto è durato l'incontro? L'incontro è durato 4-5 minuti, non di più. E poi cosa è capitato? È capitato che io, come l'ho visto, ho detto: ma quello è Berlusconi. Lui si è girato, mi sono presentato e ho lanciato l'idea, parlando solo di una parte dell'idea, cioè quella che poteva essere più interessante per lui. Lui ha capito al volo? Subito, vendere immobili. Lui in 3 domande sembrava che sapesse più di me. E le ha dato appuntamento e siete diventati soci? Non ci siamo dati appuntamento, no. Lui 15 giorni dopo mi ha chiamato e abbiamo incominciato a incontrarci. E lì ha incontrato anche Cairo? Era lì. E lì, la prima persona che ho incontrato in via Rovani è stato Cairo, perché leggendo anche lui lo stesso articolo, lui lo aveva chiamato e si era fatto assumere come assistente. Quindi quando sono arrivato io ho conosciuto Cairo ed è nata un'amicizia che dura da allora. C'è un momento nell'attività di Ennio Doris in cui dalle parole si deve passare ai fatti. È il momento in cui c'è il fallimento della Lehman Brothers. In quel momento tutti i suoi ideali vengono messi in campo. Ci sono dei momenti nei quali una banca deve fare di più. Nella vicenda Lehman Brothers, una situazione difficile, stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi, dando risposte concrete. Questo sta facendo Banca Mediolanum. Questo è il suo modo di essere presente a fianco dei propri clienti. Mi ha colpito anche molto che nella sua autobiografia lui ha dedicato un grande spazio ai suoi sentimenti quando ha visto che stava crollando un mondo, quando è fallita la Lehman, e credo che sia stato un esempio unico non solo in Italia. Ha pensato di dover rimborsare i propri clienti che avevano affidato a lui il risparmio ed erano rimasti impigliati in un crack finanziario molto più grande di loro. Lui dirà che era stato l'investimento migliore della sua vita, perché poi
gli sono tornati gli interessi di tanti clienti che sono tornati ad affidarsi a lui con fiducia. Ma io dico, vede, che ognuno di noi deve decidere a che parte stare, e io mi sono ispirato, quando ho fatto la banca, a un banchiere italiano, Amadeo Giannini, che ha fondato in America più di un secolo. Bank of America. Che allora l'ha chiamata Bank of Italy, e quando c'è stato il terremoto che ha raso al suolo San Francisco, lui si è messo nel molo con un banchetto a dire: qua si prestano i soldi per ricostruire agli italiani che erano immigrati. Io mi sono ispirato a lui. Senta. Questa è la storia di un emigrante italiano che arrivò in America nel ventre della madre e, partendo da zero, in soli 40 anni, creò la più grande banca del mondo. Amadeo Peter Giannini nacque nel 1870 in California da genitori italiani emigrati negli Stati Uniti. Suo padre, Luigi, era un ligure, morì assassinato da un bracciante per un debito di $1, con Amadeo ancora bambino. Nel 1904 aprì una nuova banca, che chiamò Bank of Italy. La prima sede fu in un vecchio saloon di North Beach, la zona povera di San Francisco, dove risiedeva la comunità italiana. Da lì mandare i soldi in Italia costava solo il 2% e il cambio era onesto. Il 18 aprile del 1906 un tremendo terremoto distrusse San Francisco. Dopo soli 8 giorni dal terremoto, al porto di San Francisco, un cartello sopra un tavolo improvvisato annunciava Bank of Italy, aperta ai clienti. Si prestano soldi come prima e più di prima. E offrì da subito crediti a tutti per la ricostruzione, dando fiducia alla gente semplice e intraprendente. Giannini, dopo alcune domande, concedeva prestiti a partire da $25 e, come garanzia, guardava i calli sulle mani e la faccia del cliente. I calli nelle mani, le facce dei clienti. Questa è la carta di credito che usa Giannini per la sua banca negli Stati Uniti, che poi diventa la grande Banca America, a cui si ispira Ennio Doris. Questo spirito legato a chi fa sacrifici, a chi suda, a chi fa fatica, lo ritrovi nelle passioni di Doris, che è legatissimo al ciclismo. Non solo si è dedicato allo studio del ciclismo, a seguire tutte le gare che praticamente caratterizzano soprattutto una regione come il Veneto, ma è stato anche finanziatore di numerose squadre di ciclismo, e quando ha potuto ha scritto anche due libri dedicati proprio agli aneddoti del ciclismo, alle conoscenze che ha percepito da puro tifoso. Suo padre ha detto una frase che l'ha guidata nella vita: c'è anche domani. Quando gliel'ha detta? Me l'ha detta a fine maggio del 53. Ma in che condizioni? In che circostanze? C'era il Giro d'Italia, Fausto Coppi era il mio idolo, da tappa Auronzo Bolzano, le Dolomiti. Coppi tenta di portare via la maglia rosa a Ugo Koblet, non ce la fa e dichiara alla televisione: sono contento di essere secondo di fronte a un così grande campione. Mi è caduto il mondo addosso, c'erano i Bartagliani che ci prendevano in giro, la roba era sì, ma si fermava il paese in quei casi là, allora era una roba. Ecco, e allora io Suo padre non sapeva come fare a consolarlo. Io volevo piangere, ma non potevo dare la soddisfazione. Quindi siamo avviati verso casa perché eravamo all'osteria, e lui, che mi ha visto così affranto, mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto: Ennio, guardami. Lo dico proprio indietro, guardami, che sei anche domani. C'è anche domani. C'è anche domani. E il giorno dopo c'era lo Stelvio e Fausto Coppi ha vinto, quindi la coincidenza. Quindi gli ha proprio detto la cosa giusta. È giusta, quindi quella frase là mi si è risolto il problema. Marchio a fuoco. Sul monte Jouvet, che viene ripetuto, dopo tentative abbozzate di Momegni e di Van Neste, parte deciso Motta, raggiunto prima da Merckx e poi da Gimondi. Nessuno resiste però allo scatto di Motta a 200 metri dal traguardo. Alle spalle di Motta finisce Merckx, che resta maglia rosa, quindi Maurer, Van Neste, Doncelli, De Lille e Gimondi. Oltre che la testa, grandissimo, che mi ha dato tantissime gioie, per cui io gli sono eternamente grato per quello che mi ha dato, a me e a tutti gli italiani. Invece io sono grato alla Mediolanum, perché con una scusa che io devo pedalare con loro il Giro d'Italia, per forza devo star bene, quindi prima ho detto al Presidente: tenetemi ancora per 20 anni così. Sicuro. E soprattutto con me presente. Ottimo. Ultimo chilometro di uno tra i più combattuti, tra i più avvincenti campionati del mondo.
al comando il belga Claude Criqueillon e il nostro Maurizio Fondries. Ecco il triangolo dell'ultimo chilometro di questo campionato del mondo che si sta concludendo a Reims, un campionato del mondo che era iniziato con 2 record, quello della partecipazione di 166 eventi e quello delle nazioni presenti 26. Una fuga iniziale del lussemburghese Enzo Mezzapesa, rimasto al comando per 90 chilometri, poi all'attacco Bontempi, ecco che arriva Bauer al comando, Bontempi, Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a 2 tornate dalla fine, sono 274 finali, 13 km e 700 per giro da ripetere 20 volte. All'ultimo giro scatto di Criqueillon, Fondries prontissimo a lanciarsi nella scia del belga, ed ora uno sprint a rallentatore. Nessuno dei 3 ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri. Sulla sinistra Bauer, evidentemente Fondries teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle. Siamo a 375 metri dalla conclusione finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Criqueillon dei 3 ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo Legueglia, ha vinto. Ecco che passa Criqueillon, c'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fondries che vince, Maurizio Fondries, campione del mondo. Ma del presidente io non ricordo, ho iniziato con Mediolanum più di 10 anni fa, però le prime volte che ho visto il presidente mi ricordo eravamo sulla Marmolada in un ristorantino a mangiare, come facciamo sempre durante il Giro d'Italia, e sono rimasto impressionato per la memoria storica del ciclismo. Un'enciclopedia. Io pensavo solamente a imprenditore, grandissimo uomo, sponsor del Giro d'Italia, ma mai avrei pensato di vedere una persona così, una cultura ciclistica sopra la norma. E io ero là come un bambino ad ascoltare le storie, perché quando si raccontava dei corridori come Coppi, Bartali, aneddoti raccontando i particolari delle tappe, io ero là come un bambino ad ascoltare, perché questi corridori io non l'avevo mai visti perché ero troppo giovane, però appassionato di ciclismo, sentire queste storie mi affascinava, e da allora ho continuato. Queste novità che ci racconta nel libro non sono delle novità, perché conosco la grandezza della cultura ciclistica di Ennio Doris. Ed ecco il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro del campionato del mondo, con 4 uomini al comando. Bugno il numero 163, il colombiano Mejia il numero 65, il vincitore del Tour de France, lo spagnolo Indurain il 101 e l'olandese Roxy il 146. Ripresi Madio e Fondries, che erano scattati a 2 giri al termine. È nata in contropiede questa fuga con questo quartetto in un campionato del mondo, ed è Mejia che tenta l'attacco. Bugno è in seconda posizione, ecco nell'ordine il colombiano, poi Bugno, Indurain in terza posizione e Roxy in quarta posizione. Rettilineo d'arrivo con la telecamera nella scia del quartetto di testa, è sempre Mejia in testa, Bugno che attende lo scatto di Indurain affianca Bugno, parte Bugno è in testa, attacco di Indurain nella scia di Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia un antitempo, ma Bugno è campione del mondo. Fa sempre piacere essere ricordati in un libro, essere ricordato dai grandi ciclisti, essere ricordato nella storia, aver dato qualcosa a qualcuno, perché ai tifosi e a tutto il pubblico. Non ho tante cose da raccontare perché non sono stato mai un grande oratore, però mi piace. La storia la raccontate per te, insomma. Però quando un corridore italiano sale sul podio più alto, quando c'è tutto il mondo a confronto e vince, pensate la gioia di tutti noi
che vorremmo essere, perché lui in quel momento rappresenta un paese, rappresenta 60 milioni di persone che hanno sofferto e gioito con lui. E poi quando uno addirittura si ripete, allora siamo di fronte a classe pura. Far conoscere a tutti chi era Ennio Doris è un dovere che avevamo, è un debito che doveva essere in qualche modo ripagato per quello che ha saputo fare, per il fatto di aver ridato a quello che viene definito, ed è in molti casi un mondo di squali, tanta umanità. L'ultimo suo gesto è di 1 anno e mezzo fa, un gesto che dimostra ancora una volta il legame con la terra e soprattutto la capacità di essere vicino alla sua gente, un gesto di generosità straordinaria per un popolo come quello veneto che, come abbiamo detto prima, conosciamo bene, fonda tutto sul lavoro e soprattutto è legato alla sua terra quanto lo siamo legati noi. Voglio ringraziare oggi una persona in particolare, ci siamo sentiti, pensate, ieri mattina in maniera molto veloce, e lui ama il Veneto, questa persona e la sua famiglia, sono molto legati al Veneto. Ho insistito io per poter dare comunicazione, non voleva, e mi ha chiesto di come stanno andando le cose e si tiene costantemente informato su questo. Mi ha detto quali sono le necessità, gli ho detto guarda, noi abbiamo bisogno di comprare macchinari. Se hai macchinari o qualche contatto è come fosse ossigeno per noi, no? Oppure risorse per comunque pagare quelli che abbiamo comprato. E questa persona è Ennio Doris e ieri ha versato 5 milioni di euro alle casse della regione per sostenere le iniziative sul coronavirus. Un ringraziamento veramente di cuore al dottor Doris, a tutta la sua famiglia per questa scelta. E qualcuno dice sempre, ma tanto versano perché hanno i soldi. Io ne conosco tanti che hanno i soldi e non versano mai niente. Bon. 5 milioni di euro sono comunque 5 milioni di euro. Girateli come volete, potete essere ricchi quanto volete, ma sono sempre 5 milioni di euro. Vorrei aiutarvi a pensare alla vita di tutti gli uomini. Quando sei bambino sei in quella fase magica in cui non distingui realtà e fantasia. Il cervello non fa distinzioni. L'età delle fate, dei maghi, dei folletti, l'età nella quale tutto è possibile ed è l'età nella quale sogni di diventare grande per realizzare proprio quello che sogni. Poi piano piano ti insegnano che non è così, che ci sono dei limiti, che alcune cose si possono fare, altre non sono alla tua portata. In quel momento passi dall'età magica all'età della normalità, alla quotidianità. Un visionario è un bambino che non ha accettato questo, è un bambino che ha deciso di crescere in modo diverso. Un bambino per il quale essere adulti ha significato soltanto la possibilità di realizzare i propri sogni prolungando questa età magica per tutta la vita.